Ciao a tutti Pederoli, eccoci qua, non vedete la mia intro solita perché non è un video mio. Questo fa parte di quel progetto di cui ho fatto un video recentemente, che comunque posterò qui come il link, in modo tale che potete vedere le modalità di questa nuova mia proposta nel far conoscere i nuovi utenti, e ci troviamo in compagnia di The Wall 225. Questo utente Pederoli fa diversi tipi di video, tra cui anche video di giochi strategici, per quello ho deciso di accettare il suo video per sponsorizzarlo. Quello che andremo a vedere, adesso non la faccio tanto lunga perché così almeno andrete subito a vedere il gameplay, quello che andremo a vedere è una mod di Fear Age Total War dove praticamente ci troviamo nelle fantastiche terre del Signore degli Anelli. È una mod ispirata appunto al Signore degli Anelli. Se vi piace il video iscrivetevi al suo canale, lascerò tutti i vari link eccetera, per cui andiamo subito al gameplay. Un saluto a tutti e ben ritrovati da The World 225 su Third Age. Negli scorsi episodi avevamo respinto attacchi degli Aradri Massoud, Orchetti qua dove c'è Boromir e naturalmente Osgiliath che non può mai mancare a essere sotto assedio. Adesso dobbiamo passare il turno e aspettare che ci attacchino. Direi che ci attaccheranno perché hanno un esercito bello folto, ma come sappiamo noi qua abbiamo sempre un netto vantaggio. Comunque, passiamo il turno. Come previsto ci stanno attaccando, vediamo un po' il loro esercito. Orchetti, Malwares, Maron Guard, Maronnon, come si dica, Morannon, vabbè. Insomma, sono tutti orchetti, lancieri. Non dovremmo avere difficoltà a batterli, andiamo a vedere. Ok, ecco fatto lo schieramento classico, ormai tutti conoscete, il cavallo di battaglia di questa campagna. È un bel tramonto, laggiù si vede addirittura il rosso di Mordor. E nulla, iniziamo, adesso devo sistemare ancora le ultime... cos'è? No, nulla. No, perché si muove da solo? Ah, sto andando sul generale, non so perché stia andando sul generale. Scusate per l'imprevisto, ok, muoviamo... Ah, perché non riesco a muoverli questi? Vedetevi dritti. Là. Mentre intanto ci stanno finalmente sfondando il portone che non esiste, però vabbè, non importa. Stanno sfondando, loro ci stanno facendo il giro con un paio di unità, quindi ho mandato due fanterie qua in posizione pronte a difendere in caso di arrivino prima che questo fronte sia concluso. Non credo, però... Oh, mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato. Mi dimenticassi, perdono. Correte. Ecco, godiamoci sempre questo spettacolo che non è male, arcieri che sparano da tutte le parti. Attiviamo la abilità di Farmir, leadership. Questi sono già in fuga, oddio. È da sempre più facile mandarli in fuga. Defenders of the White Tree! Ok, facciamo avanzare questi. No, no, sono gli Orc Maulers, no, no, fagli combattere allora. Fagli For the combattere. moment, the fortune of battle goes our way. Let's pray it remains as such. Questi sono già in fuga, perfetto. È costoso mantenere un esercito del genere sia... Ma perché hanno... Tutti in fuga, via, addosso. Sono tutti in fuga, sono tutti in fuga. Carica in avanti! Boh, anche questa è una grande vittoria. In fuga anche questi, perfetto.
Only half the enemy force remains. Dai, su, carichiamoli che non ne resterà nessuno in vita. Beh, è stata una vittoria schiacciante. Eccoci qua nel riassunto con le nostre guardie della cittadella o guardie della fontana, insomma, mettetele come volete. 146 uomini persi e 3000 uccisi, siamo stati fenomenali come al solito. Andiamo avanti. Ci chiedono se vogliamo rilasciarli. Execute. Ok, ecco qui un altro pretendente, Milon. No, Milon no. Sei scarso, via. Ok, qui possiamo rireclutare. Quelli da 30 non possiamo, bisogna... reclutiamo tutto quello che possiamo. Allora io direi che abbiamo 5000 fiorini bisanti, non so che moneta ci fosse una terra di mezzo, penso fiorini. Construction Barracks a Minas Tirith. È ora di iniziare a aumentare la mossa dell'esercito. Qui c'era un esercito full e qua quello che era qui si è ritirato qua giù, non so per quale motivo, però meglio così. Io direi che aspettiamo un attimo di reclutare ancora queste unità. Train, le reclutiamo. Intanto qui abbiamo finito di reclutare i nostri rinforzi, li mandiamo subito qui. Qui stiamo ancora reclutando queste unità, gli facciamo fare poi il giro largo. Abbiamo ancora 1000 soldini da spendere, io direi reclutiamo un po'. Qui per sicurezza, non si sa mai, un po' di fanteria. Qua ce ne sono due, li mandiamo da Bormir. Lì c'è un'armata piena. Questi li possiamo... ah no, sono diversi, fanculo. Però voi due potete unirvi e andare qui. Perfetto, abbiamo 1000 cosini. Ah, possiamo fare qua lo voglio fare. Leather Tanner qua. In pratica Leather Tanner è il cuoio, ci permette di fare esatto il cuoio. Workshop permette di fare le armature di cuoio, quindi facciamolo subito. 100 fiorini, non abbiamo più soldi. Oddio. Ok, abbiamo reclutato un po' di unità. Poi adesso penseremo anche un po' all'economia. Pensavo di conquistare anche quest'isolotto. Appena faccio anche le navi qua. O ad Olamrot, adesso vediamo. Comunque passiamo il turno per adesso. Ok, eccoci qua nel nuovo turno. Un altro benefattore. Un altro vuole essere adottato da un nostro benefattore. Io direi anche no. Per me è no. Most Advantage Faction Mordor, male. Oddio, non abbiamo più soldi. Male questo, non abbiamo più soldini. Armi. Allora uno lo mandiamo qui. Abbiamo detto che avevamo bisogno di fanteria. Uno invece lo mandiamo da Boromir. Qui continua ad arrivare gente. Questi li velocizziamo. Ok, anche voi fate il giro un po' più largo perché se passate di qua ci intercettano. Ok, direi che farò, se non il prossimo, ancora un turno e attacchiamo questi fetentoni. Ma vai a cagare, non waste words, non perde tempo a parlarci. Qui ancora 5 turni, passiamo al turno. Ok, nuovo turno come al solito, un altro che vuole essere adottato, no? Abbiamo finito di fare il Leather Tanner. Abbiamo finito di reclutare un po' di unità. E direi che reclutiamo anche qua. Perfetto. Aia, sapevo. Sapevo che mi inseguivano, bastardi. Eccoli lì. Brutta mossa quella che ho fatto prima. Poi quelli ci inseguiranno o attaccheranno addirittura Pelargi. No. Vabbè, passiamo al turno. Ok, eccoci qui. No, non ti voglio. Questo continua a insistere nell'inseguirci. Fuggi. No, mi fa paura adesso la situazione che abbiamo truppe qua che non vediamo. Ah no, questo qua sta tornando indietro, ok. Allora, qui abbiamo quasi reclutato tutti. Io direi che tu
L'arciere no, l'arciere non mi interessa. Entrate dentro. Ok. E questi qua li facciamo entrare dal prossimo turno. New family member, abbiamo 1200... Oh, oh. Perché Faramir è vecchio? Ah, te Faramir è diventato vecchio! Ma ha 19 anni! Ah no, è solo con l'immaginino. Poi è perfetto. Vabbè. Quiet Merciless, Fear... An Eye for Beauty, meno uno comanda, no. Mordor Banner, vabbè. Italian Ranger. Ah, gli ha solo ridato l'armatura, non gli ha rifatto i ranghi. Peccato, speravo gli rifacesse anche i ranghi. Aspettiamo ancora un turno e poi attacchiamo gli Ardouin, va? Ho deciso così. Così volle il destino del mondo degli uomini. Andiamo avanti. Ok, nel passaggio del turno ci hanno provato ad attaccarmi, ma per fortuna sono riuscito a portarli alla base. Fate fusione. Io direi di attaccare... Vieni qui, un attimo fammi vedere chi c'è. Abbiamo truppe Ardouin in tutto il nostro territorio. Hanno un po' di cavalleria, su droni. Ma... attacchiamoli, va. Non voglio tenermeli in giro per i miei territori. Attacchiamoli. Slay them! Ci dà nettamente favoriti perché siamo in maggioranza. Ok, andiamo sul campo di battaglia. Ok, eccoci qua pronti per combattere. Schieramento classico, proprio scolastico, con tutti in linea, divisi su 3 fronti. Uno più centrale, più corposo, con 2 unità di Dol Amroth che sono Amroth, sono più forti dietro. Questi sono ancora nascosti nelle retrovie, li lasciamo qua. Ok, direi. Ok, sono là i nostri avversari. Avanziamo. Ok, ci stiamo avvicinando pian pianino, però non siamo ancora a distanza di tiro, a quanto vedo. C'è la cosiddetta terra di nessuno in mezzo a noi. Volevo caricare le arcieri, ma c'erano dietro le Southern Band. Avanziamo un pelino. No, perché vi siete stortati. Dai, ma vi siete stortati tutti. Velocizziamo. Ok, siamo sotto tiro adesso, è ufficiale. Oddio, perché ho messo pausa. Sotto tiro, ma questi qua si sono staccati dal gruppo. Male, molto male. Mai staccarsi dal gruppo. Mai staccarsi dal gruppo, dal gregge. Non ve l'hanno insegnato a scuola? Ci stanno attaccando con le baliste anche. Noi li carichiamo. Troppo tardi per ritirarsi, amici miei. La cavalleria deve spazzarli via. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. No, ritiratevi qui. Via. Via, correre ho detto. No, voi restate qui, ma. Ecco, non ascoltano mai quello che gli dico. Mannaggia, venite qui. Oddio, no, mi sono dimenticato di togliere gli arcieri. Cazzo, non si fanno ste cose però. Però sono in fuga comunque. Attacchiamo. È giunto il momento di attaccare proprio alla cazzo di cane. Oddio, questi qua sono vogliosi di combattere. No, vaffanculo, sta cazzo di cavalleria, non riesco a gestire una battaglia così grossa, perché? Mannaggia, mi ho perso le cavallerie.
Sono fondamentali le cavallerie. Vabbè, qui ce l'abbiamo ancora abbastanza le cavallerie, dai. Messi tutti assieme sono un buon numero ancora. Diciamo che sono 3 unità però. Non importa. Qui mi hanno preso tra 2 fuochi, vabbè. Una cavalleria mi sa che è andata. Sì. Ah no, ancora qualcuno è ancora superstite. Attaccate, attaccate. Che fuggano. Ok, con la nostra solita canzone di vittoria abbiamo perso 300-400 uomini, 300 uomini loro ne hanno persi tutti e quindi è stata un'altra bella vittoria. Dai, andiamo avanti. Io direi di execute. Due cattivi. Gondor is victorious! Gondor is victorious, yes, siamo victorious. My lord. Allora io direi, tu vai dentro, tu stai qui, fuori. Adesso abbiamo addirittura abbastanza unità per metterci unità di rinforzo per uccidere il I will not nemico. waste words on you. Io direi, il prossimo turno uccidiamo tutti questi Aradrim che ci sono qui intorno, che ci rompono le palle. Questi ancora che vogliono assaltarmi, che noia che siete. My blade. Siete proprio dei noiosi. Questa è 1200, 1600, aspettiamo. Questi ancora 2 turni e le baracche sono complete. Facciamo questi 2 turni in attesa delle baracche e vediamo cosa succede. Forti news dal sud. Adesso vediamo che qua fanno i furbi, vogliono fare proprio i furbi. E levati dalle palle. Assail the enemies of Gondor! Cioè, perché devi fare una situazione del genere? Cioè, attaccarmi con solo sto esercito e far vedere che sei figo. Perché vuoi Linir, la vuoi a tutti i costi. Linir o Linir, non lo so come si pronunci. Quindi direi che al prossimo episodio attacchiamo questi Arden, così respingiamo tutte le loro forze residue. Li andiamo poi verso sud, conquisteremo anche Barad-Aram, lì, come si chiama? Barad-Arn. Conquistiamo, qui gli orchi sembrano essere intenzionati ad attaccarci. Bah, non lo so, vediamo cosa succederà. Per questo episodio è tutto, un saluto a tutti, alla prossima. Ciao ciao!